Buon pomeriggio signore e signori, io sono Lord Pierce, benvenuti in un'altra puntata su Round 2 Total War. Allora, prima di andare a cliccare sul tasto di fine turno, perché ormai ci siamo, allora devo seguire un consiglio di uno di voi che mi ha detto di spostare effettivamente la flotta, perché qui, come vedete, effettivamente viene considerato mare aperto, mentre invece qua no. Perciò se io la sposto, ok, vedete, non vado a perdere gli uomini. Grazie per il consiglio, ottimo, ottimo, ottimo. Bene, allora, la situazione, se vi ricordate, è abbastanza brutta perché abbiamo perso la 10ª africana, grande, grandissima sconfitta nel cuore. Grazie ragazzi. Allora, dicevo, Sinope è stata liberata, quindi abbiamo perso tutti i soldi che avevamo investito nella città, non abbiamo più il porto, ma in realtà non ce l'ha neanche Pergamon e questa è una buona, buona notizia. L'unica cosa è che questa fazione che è stata liberata è, oltre a essere alleata militare di Pergamon, ci ha dichiarato guerra. Quindi anche questa fazione è contro di noi. Abbiamo Nicomedia fondamentalmente incustodita e lo sarà finché la legione decima africana non verrà ricostituita tramite il nostro generale, che è veramente fortissimo, generale Settimo Culleo. E abbiamo in difesa della città solo l'esercito dei nostri alleati, che sono il potere di Eracles, si chiama questo esercito, e gli alleati è Pergamum, fondamentalmente l'antagonista vero e proprio di Pergamon, che ci darà un po' di supporto per la difesa di Nicomedia. Però ragazzi, non so quanto, è vero che loro non sono messi benissimo, però tutti e tre questi eserciti potrebbero tranquillamente marciare su Nicomedia e tagliarci completamente i rifornimenti, il contatto con il nostro alleato. Insomma, non benissimo, bene, ma non benissimo. Qui intanto abbiamo le città che sono a livello basale easy, quindi le abbiamo ricostruite, però niente di che. Forse la cosa più importante è questa torre che ci consente di difendere un po' meglio la città, però niente di che. Rodi ha la sua flotta qua e sembrano... Anzi no, è un esercito, non è una flotta. Quindi sono intenzionati a sbarcare da qualche parte. Questo potrebbe essere un bel problema. Forse è il caso veramente che le intercetti con la mia flotta, piuttosto che andare a ripararmi su Odessos. Però vediamo. Gli Spartani non si sono ancora mossi, ma a breve penso che si sposteranno verso Farsalo. Abbiamo la legione nona Rapax che cercherà di mettere un tampone e bloccare l'avanzata, diciamo la guerra all'interno dei nostri territori terrestri, e diciamo che cerchiamo di mantenerla, il focus su questa, sull'Anatolia, in modo tale che se perdiamo comunque dei territori, chi se ne frega. Se invece vanno a attaccarci territori proprio base dell'impero, ci potrebbe essere una reazione diversa da Roma. Intanto abbiamo lasciato Miosormos con questa flotta che si sta un po', diciamo, che ha delle problematiche di rifornimento, come vedete. Però l'obiettivo è andare a prendere ormai lo stremato faraone. Come vedete la sua faccia non è proprio, non è proprio bellissima. Per andare a prenderlo e terminare una volta per tutte la guerra. La guerra no, però diciamo la dinastia che è stata sul faraone. Spezzeremo perciò il legittimo proprietario dell'Egitto, in modo tale da subentrare noi come romani. Chissà se ce la faremo. Intanto continua la traversata, come avete visto, della legione settima Concordialis verso sponde affini a Roma, verso anzi sponde romane, come appunto il porto di Side, per poi spostarsi all'interno dell'Anatolia e cercare di andare a tamponare il più possibile Pergamon. Pergamon che ha schierato i suoi eserciti nelle varie cittadine e potrebbe attaccare le nostre città tranquillamente. Anchira, diciamo, non è molto difesa, quindi potremmo tentare... oddio, non è molto difesa. Diciamo che non ha un grande esercito al suo interno, però insomma, non è così semplice. Tra l'altro da Anchira potrebbe scendere e attaccarci Nicomedia, quindi dobbiamo stare veramente, veramente attenti. E soprattutto, e poi concludo, non è ancora disponibile, non so dove sia finita, la flotta dell'Egitto. E quindi questo potrebbe essere un problema, perché io, non so se voi la vedete, ma io non la vedo proprio da nessuna parte. Tra l'altro dobbiamo stare attenti che eventuali ribelli potrebbero unirsi, popolazioni ribelli più che ribelli, potrebbero unirsi alla Lega
a NATO ellenica che si è formata contro di noi, perché anche Atene, diciamo, non è che ci veda proprio di buonissimo occhio. Adesso vi faccio vedere. Atene sicuramente, esatto, meno 64, un atteggiamento ostile. E anche inaffidabile, non abbiamo neanche un rapporto con loro. Potrebbero benissimo unirsi a Sparta e creare un fronte più difficile da contenere, quindi dobbiamo stare attenti. L'unica cosa che ho visto, girando un po', controllando la mappa, che questa popolazione, la Numantia, no scusate, il proprietario, che non so come si chiami, comunque lui, che risiede nella regione di Numantia, potrebbe darci un patto di non aggressione, vedete, moderata. Io provo a chiederglielo, vediamo, ovviamente ci ha rifiutato. Proviamo a dare un però io non ho soldi da dare adesso in questo momento. Proviamo a dare tutto quello che abbiamo, anche se poca roba. Niente, non accetta, e anche questo dobbiamo stare attenti. Anche perché loro sono legati a doppio filo con questa popolazione qua, che è particolarmente sleale. Non che loro siano meglio, non che loro siano meglio. Però diciamo che queste tre regioni potrebbero darci dei problemi. E noi, come sapete, adesso vi faccio vedere l'altra mappa. Abbiamo, scusate questa, abbiamo solo 2 legioni a difesa di tutto questo territorio. Tra l'altro non vedo neanche la seconda. Dov'è finita? Forse sta qua. Scusate. Adesso sta a vedere che ho spostato una legione di troppo. Allora, una sta qui, ok, e l'altra, eccola qua. Ok, sì. Sì, c'era il simbolo del veterano. Comunque sta qui e abbiamo solo queste 2 legioni per tutto questo fronte, ragazzi, e anche per risolvere eventuali problematiche interne, mi verrebbe da dire. Quindi dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare attenti. Un piccolo surplus ce l'abbiamo qua a Gerusalemme, dove possiamo, volendo, potremmo usare una di queste 2 legioni per attaccare Tyros o attaccare Palmira. Palmira, che non sarebbe male. Ah, andiamo a vedere. Eccolo qua, guarda qua. Ecco, forse era meglio se non guardavo. Porca la miseriaccia. Fatemi vedere anche di qua sopra se c'è. Ok, no, qua niente. Allora, ce ne torniamo in queste zone. Brutta situazione, ragazzi, perché qua l'Egitto potrebbe scendere, quindi col cavolo che andiamo a attaccare. Sì, diciamo che si sono un po' spartite gli attacchi loro. Hanno, con Pergamon attaccheranno l'Asia minore, mi attaccheranno su questo fronte. Con loro mi attaccheranno in Grecia e barra aiutati da Rodi, e con l'Egitto invece mi attaccheranno a sud. Insomma, una bella situazione, una bella situazione. Dai, basta, raga, ho già parlato fin troppo. Bentornati e andiamo avanti. Però, raga, era doveroso presentarvi il quadro della situazione, perché per capire, insomma, come siamo messi, ecco. E anche eventualmente quali strategie fare. Non avrebbe senso pacificarci con l'Egitto che non ha più l'Egitto. Cioè non è una cosa che voglio fare anche a livello storico. Perciò rifiutiamo e andiamo avanti. Scavicchio ma non apro. Ok, ci hanno dato una mano con i ribelli. Eccoli, che ci provocano. Intanto vedo che in Medio Oriente se ne danno di santa ragione. Allora, grado aumentato, Leptis Magna, una bella epidemia. Rivolta Side, che è già stata domata. Quindi stiamo continuando a perdere legionari. Ah, cibo scarso, il cibo, attenzione, dobbiamo stare attenti su questa cosa. Infatti, provviste mancanti. Ah, è morto un patrizio. Proprio quello su Sparta. Vabbè. Grado aumentato. Ok, un altro grado aumentato. Va bene, adesso dobbiamo fare un po' di level up.
Missione assegnata, sconfiggi il seguente esercito della Cappadocia. Piacerebbe farlo, sì. Il problema è riuscire a farcela. Vabbè, lo sono messi malissimo, sono messi malissimo. Qui intanto un botto di costruzioni sono venute in essere. Ecco perché abbiamo perso così tanto cibo. Va bene. Va bene, adesso ci guardiamo un attimo gli altri che non abbiamo potuto aprire. Una fazione si unisce alla guerra. Ah, però contro Pergamon. Contro Pergamon. Scusate. Contro Pergamon. Chi si è unito alla guerra contro Pergamon? Loro. Loro che stanno... Qua è una popolazione... loro. Bene. Bene, bene, bene. Loro si sono uniti a una guerra contro Pergamon. Probabilmente vogliono cacciarli da questa parte qua. Da questa parte qua. Qui poi devo capire ancora cosa sta succedendo. I Suebi hanno questo territorio, Suebi. Scusate, andiamo a curiosare cosa sta succedendo. Intanto nevica. A nord, cosa sta succedendo? I Suebi, sì, hanno occupato il Bergium. Quindi di fatto Octodrun è rimasto solo questo esercito, che è in guerra con i Suebi. Ecco, questo è un male per noi. È un male, ragazzi, perché il fatto che i Suebi confinino con due territori li porta ancora più contro... cioè, in un eventuale attrito contro di noi. I Suebi non sono piccoli, quindi se ci dovessero attaccare sarebbe una brutta brutta situazione. Per ora ci adorano. Però. Tra l'altro speriamo che il nord resista e che non ci siano problematiche. Vedete che ho fatto bene a non terminare gli Iceni per lasciare in guerra tutte queste popolazioni qua tra di loro, in modo tale che si concentrino tra di loro. Kush, tra l'altro, ancora che non ci... Cosa abbiamo? Un impatto in un'aggressione. Alleanza difensiva, non me la dai? Ma almeno l'accordo commerciale... Niente, niente. Tra l'altro importano oro. Niente, oh, non con noi, zero, non ne vogliono sapere. Incredibile. Allora, tra l'altro vorrei vedere una roba qua. Qui se ne stanno dando di santa ragione. Saba. Se ne stanno dando di santa ragione. Petra era sotto attacco, sotto assedio negli scorsi turni, se vi ricordate, adesso non lo è più. Si stanno battagliando. Va bene. Allora, andiamo prima di tutto a terminare il faraone. E togliamolo. No, no, è scappato. Il faraone è scappato, infame. Ora qui un altro esercito. Il faraone è scappato. Lo inseguiamo, visto che qua non abbiamo altri aggressori. Lo inseguiamo in capo al mondo. Adesso questi mi sbarcano, mi dichiarano guerra e mi affondano. Sarebbe proprio il colmo. Allora, andiamo avanti intanto con la nostra spedizione. Cerchiamo di avvicinarci il più possibile a Side, sperando che il nemico non voglia darci noia. Questi sono rimasti qua, perfetto. Ci portiamo un po' più avanti in avanscoperta. Ok. Si soffriranno un po' il mal di mare questi, però d'altronde che ci possiamo fare? Cerchiamo adesso l'attacco, vediamo un attimo. Ok, loro sono messi malissimo. Ci sono solo questi, ma io questa qua, raga, non la vado neanche a giocare, onestamente. Cioè, mi sembra un'assurdità andare a giocarla. La andiamo a giocare in questo modo e dovremmo aver terminato una fazione intera. Eccolo lì, un esercito che cade. E non cade questa... No, vabbè, ma no, ragazzi, ma come ho fatto a fare così tanti... Ma no, ma me la devo giocare. Ma cos'è? Ma cos'è? Cavalleria e macchine d'assedio distrutti praticamente. Ma no, dai, ma non ci sta. Non ci sta. Vabbè, ormai l'abbiamo fatta. Niente. Allora, in questo caso andiamo a liberare i prigionieri. Che non mi interessa... Non mi interessa andare a fare dei prigionieri o comunque peggiorare le relazioni. Sono ancora vivi, incredibile. Incredibile. Allora, torniamocene indietro in sicurezza. Mica tanto. Vabbè.
sperando di recuperare il più velocemente possibile. Ma io volendo posso reclutare una cavalleria, quindi potrei unire queste due qua. Magari facciamo uscire questa legione in difesa, giusto per dargli supporto. Ok, e stiamo così. Qui dovrei rinforzarli. Magari una caserma di manipoli la facciamo, però il mio problema è il cibo. Il mio problema è il cibo, perché se io continuo a costruire ma non faccio il cibo è un bel problema. Qui potrei fare un peschereccio. Me la cavo con poco, mi dà... Cosa mi dà di cibo? 4. Dai, 4 ci sta. 4 ci sta, così posso andare a fare questo, perché questo mi richiede, mi sembra... No, forse non mi richiede neanche del cibo. Ah, questo mi richiede del cibo. Però li andrei a fare, onestamente, in modo tale da avere Gerusalemme protetta. O comunque con una difesa un po' più alta. Ah, qua me l'ha ucciso lui, me l'ha ucciso lui. Maledetto, non l'avevo visto, non l'avevo visto. Va bene, niente, reclutiamo agenti, possiamo reclutare un'altra spia. Ah, interessante. Allora, reclutiamo un dignitario, sempre cultura locale, trasformazione culturale o più crescita per il turno, più 2 al morale per tutte le unità locali, più 3 reintegro. Andiamo a fare questo della cultura. Poi io in realtà allora a questo punto farei un altro agente e farei magari la spia. Spendiamone un po' sti soldi, dai. Allora, ordine pubblico non mi interessa. Questo non è male. Questo non è affatto male. Ma sì, prendiamo questa spia qua. E così la utilizziamo per intrufolarci. Poi le spie sono sempre ben accette e ben volute. Ah, ma qua possiamo andare sul cibo, ragazzi. Ah, interessante. Interessantissimo. Qua possiamo veramente boostare il cibo. Solo che poi dobbiamo andare sulla parte più di amministrazione, cioè scusate, di contenimento del malcontento, perché vedo che ce ne sono parecchie. Solo che noi questa zona qui l'abbiamo fatta un po' esatto, un po' militare, quindi andare a gestirla lì non mi piace. Potremmo farla qua. Qui assolutamente. Andiamo a fare questi campi e potremmo anche potenziare questo, che comunque, cavoli, sono un bel po' di negatività, un bel po' di negatività. Dovremmo in qualche modo poi migliorarla più avanti. Tipo facendo una fontana, un bagno pubblico. Dobbiamo stare attenti. Dobbiamo stare attenti. Arretinum effettivamente potremmo togliere. O Arminium potremmo togliere. No, più che altro Arretinum potremmo togliere la caserma di manipoli. Effettivamente non credo ci serva più in questa zona. Qui siamo a 16, quindi in realtà potremmo farlo. Potremmo farlo. E lo andiamo a fare. Andiamo a potenziare Patavium. E poi ragazzi il resto... abbiamo già speso tutto praticamente. Quasi tutto il budget. Non possiamo andare troppo oltre. Qui siamo a meno 8 di partecipazione, figurati. Meno 8. Figurati, figurati, figurati. Allora, qui la stessa cosa, stiamo fermi. Niente, reintegriamo la legione il più possibile a questo punto con i soldi rimanenti. Non è che possiamo fare molto, a dire la verità. Ci prendiamo... allora, prendiamoci sempre un po' più di fanteria. Vediamo se riesco a prendere un tiro. Sì, riesco. Ok, niente. Cresce veramente lentamente la legione decima africana, ma i soldi sono quelli che sono. Qui è meglio non andare a svegliare il can che dorme. Allora, abbiamo detto, potremmo andare a attaccare. Andare qua e prendere questi qui. Potremmo farlo, però prima abbiamo bisogno di rifornirci un attimo di provviste. Quindi rientriamo. Ok. Perfetto. E spingiamo questa legione nei pressi di Farsalo. Ok, secondo me la città adesso è difesa. Vediamo un attimo. No, non ancora.
però a breve lo sarà. Vabbè dai, almeno una buona notizia per questa guerra qua. E niente ragazzi, allora direi che andiamo al turno successivo. Altre azioni non ne posso fare, no non è vero. Qua posso aumentare il grado del mio generale, della mia legione, e andiamo a fare tiri o cavalleria, vediamo un attimo come stanno messi loro questi. Ecco, cavalleria non ne hanno, direi, però hanno tanto tiro, quindi direi che il tiro lo andiamo a migliorare. Ok, e ancora. Ancora, perfetto. 9 più 9 tiri al minuto per le unità, più 6 la portata di tiro. Wow, più 9 i danni causati e più zelo. Una pioggia di fuoco questa qua. Pioggia di fuoco. Tra l'altro guardate questo generale. Cioè 4, 14, 16. Mamma mia, mostruoso. E andiamo adesso alla libica. E anche la libica può fare un upgrade. Sì, poca roba. Andiamo sul mantenimento. Così prendiamo un po' più di soldi. E alla capacità di movimento in campagna. Qui possiamo dare dei bonus. Facciamo... ma cavalleria, autorità. Dai, questo. Questo che andiamo a migliorare la difesa e l'attacco della fanteria. Un'altra legione ancora? Ah sì, certo, perché dopo la guerra qui... ma qua possiamo dargli un sacco di roba a questo generale. Ah, perché è novizio. Perché è novizio. Allora. Ah, questo è interessante, ma glielo daremo a un politico. Gli diamo... Vediamo se c'è qualcosa. Meno 4% al mantenimento delle unità di terra. Perfetto. Ordine pubblico no. E bonus alla fanteria, esperienza. Anche qua gli diamo il mantenimento, che ci aiuta sicuramente. E poi anche qui la gittata nella campagna. Va bene, dai raga. Altro turno. No, non è vero. Questo personaggio l'abilità non se n'è assegnata. Chi ce l'ha non assegnata? Fatemi vedere. Ah, a parte che è salito anche lui di livello. Wow. Allora, gli diamo qualcosa a livello economico. Più 15 unità produttive per forza. Pressione fiscale a manetta. E poi vediamo. Allora, agricoltura o edifici del commercio? Io direi... più 12 l'edito stimolazione commerciale e costa di meno la costruzione. Anche questo non sarebbe male, però io andrei sul commercio. Ok, mi ha aumentato un bel po' il budget, devo dire. Quindi adesso dovrei fare fine turno. No, questo personaggio è l'unità non assegnata. Ma chi l'è po'? Pinaria? Ah, potrebbe essere. Ok, questo va bene. E poi, allora, gli diamo più 5 la capacità di movimento. Ah, qua dobbiamo forse dargli... Mettiamo quest'altra qua. E adesso dovrebbe essere a posto. Fatemi vedere. Intanto la porto qui per vedere un po' com'è la situa. Ok, niente di nuovo. Portiamola a nord. Ok. Poi qui abbiamo delle altre spie. Sì. Abbiamo lei che spia. Andiamo a vedere un attimo com'è la situazione. Ok, sembra siano rimasti qua. Non hanno intenzione di spostarsi. Qui ho l'altra spia a proposito, che non sto sfruttando. Vediamo un attimo cosa sta succedendo. Andiamo. Andiamo. Facciamo il giro largo. Facciamo così. Ok. Ok, wow. I cimbri sono belli tosti, Wow. Va bene. Adesso dovrei riuscire a fare fine turno. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Vediamo questo turno cosa ci regala, signori. Oltre che 10.282 denari. Si muovono. Si muovono, signori. Si muovono. Guarda lì l'infame che gli forniva informazioni.
Partecipa alla guerra contro gli Ceni. No, ragazzi. Non basta. Qui si ritirano a Nicomedia. Un utente di voi mi ha detto in qualche commento di un po' di tempo fa che dovrei riconvertire le città che ho lasciato indietro da città puramente militari a città commerciali o comunque economiche. Io non sono d'accordo, ragazzi. Wow, no, no, siamo sotto di cibo. Siamo sotto di cibo. Oddio, ragazzi. Oddio. Comunque, dicevo, mi ha detto di convertire No, ragazzi, io non lo farò perché non voglio avere punti scoperti. Voglio avere delle città che siano delle città fortezza, casomai ci fossero degli attacchi nemici. No, ragazzi, siamo sotto di cibo. Crisi alimentare. Ribellione. Dove? Dove ribellione? Ah, vabbè, qua non mi interessa. Ragazzi, ragazzi, a breve ribellione. Perché dovremmo uscire dalle... Ci sono questi che rompono le scatole. Io li posso andare anche a prendere, perché riuscirei ad andare a prenderli, ma... Non posso lasciare Side scoperta. Non posso. Al limite potrei salire e vedere qua se hanno delle unità. Perché se non le hanno... non le hanno, ma magari sono qui, raga. No, ma cosa facciamo? Cosa facciamo? Qua è un macello. Cos'è che ho completato qua di costruzione? Fammi vedere. Qualcosa qui. Mamma mia, ragazzi. Che disastro. Che disastro. Allora, prima di tutto, prima che mi dimentichi, attiviamo il nostro impresario qua. Questi... Non so neanche io cosa fare. Allora, andiamo a vedere con la spia. Ok, loro per ora sono qua. Io non penso di fare robe particolari. Li lascerei qua e li lascerei in modalità... Loro possono arrivare da me? Teoricamente no. Quindi li lascio in modalità... marcia forzata? Vediamo. Sì, perché qui la marcia forzata è diversa dalle solite cose. Ti dà meno munizioni, però meno 5% alle unità di terra. Quindi li mettiamo così e se ne stanno qui belli comodi. Tu intanto ti fai un po' di esperienza. Cerca di non farti scoprire da questo qui, da questo agente maledetto. Questa legione maledetta ce la farà sbarcare, sì o no? No, ci vogliono ancora dei turni. In tutto questo... Dove è andata a finire la flotta di Rodi? Era entrata in porto? Me la sono persa. Me la sono persa. Vabbè. Ma dai che siamo arrivati piano piano. Guarda, la metto qua così vado anche a rompere le scatole. Ok. Qui intanto stiamo facendo la tecnologia. Cosa questa? La filosofia naturale, che ci dà più ordine pubblico, meno costi. Ok, più ricchezza. Va bene. Qui però adesso non possiamo più usare la spia. Allora io direi rientriamo. Ok. Qui ci sono delle belle pestilenze, ahimè. Allora, qui andiamo a prenderci il nostro faraone. Dai, dai, fammi... Che non me lo fai far fuori? Cosa ti ho fatto? Dove sei? Oh, eccolo qua, ragazzi. La caduta del faraone si chiamerà questo episodio. Nonostante tutto quello che è successo, la caduta del faraone. E il faraone ci lascia. Addio. Beh, andiamo aggressivi. Aggressivi. Addio, mio caro amico. Il faraone... L'Egitto non ha più il suo faraone. Ah, che goduria. Che goduria. Andiamo a... no.
li andiamo a schiavizzare, perché ricordo che i regnanti non vanno mai né uccisi né liberati, vanno schiavizzati e tenuti a Roma in catene. Torniamocene indietro. Ok, anche se qui ci è costato un po' di sofferenza le nostre truppe, ma va bene così. In realtà qua vorrei potenziarle in qualche modo. Vabbè, dopo magari ne tolgo qualcuna. Vorrei un po' fare una sostituzione. Allora, poi situazione qui brutta. Situazione qua brutta. Mamma mia, che disastro. Allora, qui potremmo effettivamente buttare fuori un po' di cibo in più. Allora, diciamo che ci sono diverse problematiche, qua potrei fare una fontana, effettivamente, che mi dà un po' più di ordine pubblico. Va bene, dai, facciamo la fontana e qua andiamo sul cibo. Naissus, ok, interna, perfetto, ottimo. Così non dovrebbe essere attaccata. Qua è quello che è. Singintum, tra l'altro, è l'unica. Potremmo effettivamente fare qualcosa anche qua, effettivamente. Certo che non è che mi dia... Vabbè, adesso ci pensiamo. Anche se in realtà questo non sarebbe male, mercante di buoi. Ai confini dell'impero si commerciano i buoi. Ci sta. Dell'impero, scusate, della Repubblica. Scusate, della Repubblica. Non vogliatene mai, non vogliatene mai. Stiamo parlando di Repubblica. Repubblica Romana. Qui non ho più soldi. Che novità. Che novità. Tra l'altro qui non è neanche... Ah, qui non è fullata, ma neanche qua. Qui siamo messi giù in un canale. Ma basteranno, basteranno. Allora, andiamo a farci un altro giro. Dopodiché chiudiamo questo gameplay. Andiamo a farci un altro giro. Qui sembra che siano abbastanza a posto. Andiamo qua a vedere un attimo cosa è successo. Facciamo un giro. Quali truppe? Potrei usare effettivamente Iulobana come bancomat, o anche Treverorum, perché comunque ho qui la legione. I cimbri. C'è una spia dei cimbri qua. Che volete fare? Oh, si sono presi male, Megalomania dei cimbri. Fatemi vedere. Megalomania dei cimbri. O passano le informazioni a qualcuno. Allora, fatemi vedere qua. Iniziamo a spostare la legione, che ci avviciniamo. E qua ci facciamo... Allora, potremmo prenderci una cavalleria o una corte legionaria. Cavalleria. Il resto niente. E il resto niente. Va bene, ragazzi, allora io direi la chiudiamo qua. Andiamo a vedere un attimo questa spia. Ah no, no. Andiamo a vedere invece cosa sta succedendo qua. Allora, potrei sbloccare uccidi o... meno 5 capacità di movimento sulla mappa della campagna per esercito nemico dopo il sabotaggio. Lo facciamo. E qui andiamo... Brucia munizioni, oppure più 10 al campo visivo e meno 10 a probabilità di successo di un agente nemico. No, andiamo sull'aggressività per questa spia. Ruba non mi interessa. Questo sicuramente potrebbe interessarmi. Avvelenamento di massa. Dai, andiamo così. Allora, fatemi vedere un attimo. Questo ha preso un po' il largo. No, sembrerebbe... Non ne vedo altri. No, ok, sono solo loro. Allora, questo è un po' una rottura di balle. Gli sabotiamo le scorte se riusciamo. Questi si stanno... Ecco, questi si stanno rinforzando. Vabbè, non sembrano potenti per ora. Questi mi preoccupano, ragazzi. Allora, prendiamo la flotta che si sta curando, ma poca roba. Vediamo fin dove può arrivare la flotta. Questi sono rientrati nel porto, quindi non posso fare più niente. 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 Situazione un po' di stallo.
Ah, l'Augusta può potenziarsi. Ok, perfetto. Vediamo. Allora, fatemi vedere se c'è il mantenimento. Sì, mantenimento, ottimo. Sì, potenziamo la fanteria. Ok, siamo a meno 6 di cibo, ragazzi. Non ce la passiamo tanto bene. Puntata un po' così. Un po' così. L'unica nota positiva è che abbiamo fatto fuori il faraone. E quindi l'Egitto è libero dalla tirannia secolare dei faraoni. Ora abbiamo spezzato le catene e gli egiziani si sentiranno ancora più persi. E vedremo come reagiranno. No! No, dove vanno? No! No, raga! No! No! No, tentano l'attacco, signori. Tentano l'attacco. No. Calmi, calmi, calmi. Che gittata c'ha questa? No, raga. No, disastro, disastro. No, disastro, dove vanno questi? Disastro. No, mi sbarcano qua. Allora, ho questa... vedete, bisogna sempre tenere qualcosa di scorta. Ho questa legione che torna fra 2 turni. Io non posso lasciare questa legione qua in balia di queste flotte, ragazzi. La devo comunque scortare. No, disastro, disastro. Disastro, ci vediamo alla prossima puntata. Alla prossima, ragazzi, fate i bravi e like, mi raccomando, qua sotto. Ciao, ragazzi.